Ha due piani capaci di 600 posti a sedere, videosorvegliato e tecnologicamente avanzato. A Marghera, nella sede dell'impianto di manutenzione corrente di Trenitalia, la consegna di un nuovo Vivalto per i pendolari del Veneto. Si tratta del 13° treno di questo tipo dei totali 20 in consegna, emblema di un sistema che tenta di rispondere alle criticità e a nuovi criteri di comfort e puntualità. Negli ultimi mesi il miglioramento della puntualità è stato circa 4 punti. Regione Veneto ha investito 200 milioni in nuovi treni a proprio carico, noi ne stiamo investendo altri 190 milioni, quindi che ci sentiamo di poter affrontare perché è un cliente tra l'altro che ha pagamenti molto regolari. A Trenitalia la Regione chiede la consegna ravvicinata dei Vivalto ordinati e il rispetto dei contratti. Da Trenitalia ha ottenuto l'apertura notturna dell'impianto per procedere in modo celere alla riparazione di ogni guasto. Ma è nell'orario cadenzato, spiegano i vertici di Palazzo Balbi, con criticità che si cercheranno di risolvere nei prossimi mesi con la definizione entro fine anno della gara che assegnerà l'intero sistema di trasporto regionale su ferro. Intanto anche oggi i pendolari veneti hanno dovuto fare i conti con i pesanti ritardi, 45 minuti per un treno Freccia, 30-60 minuti per due Intercity, dovuti a un guasto avvenuto alle 6:30, uno scambio a Codroipo sulla linea Tarvisio-Udine-Venezia, disagi che potevano essere addirittura maggiori. Con la struttura di orario pensata un po' da regione, se questo inconveniente fosse avvenuto alcuni mesi fa staremmo ancora proprio in queste ore a cercare di mettere a posto i treni. Avendo segmentato in maniera un po' più compartimentata le linee, questo ci ha dato un grosso vantaggio.